Nell'aria insomma si respirava che qualcosa potesse succedere, naturalmente non ci abbiamo dato importanza, ma la ragazza, l'aggressore in questione è una ragazza che si scalda molto velocemente e quindi era probabile insomma di questa rissa fuori scuola. Assume i contorni del regolamento di conti l'aggressione ai danni di una quindicenne avvenuta all'esterno dell'Istituto Nightingale di Castelfranco in Via Verdi davanti agli occhi di decine di studenti all'uscita di scuola. Autrice della violenza una ragazza di 14 anni che avrebbe tirato per i capelli e poi colpito la compagna di classe con calci e pugni. Chi era presente riferisce di attimi concitatissimi con la vittima letteralmente sovrastata dalla forza e dall'impeto della babybulla. La quindicenne, questo secondo il racconto di alcuni studenti, sarebbe finita nel mirino della coetanea di pochi mesi più piccola per delle frasi ritenute lesive del suo onore e di quello della sua famiglia. Al momento ipotesi su cui stanno lavorando gli stessi carabinieri coordinati dalla Procura dei minori. La madre della vittima ha infatti sporto denuncia per lesioni. Il referto del pronto soccorso parla di ben 30 giorni di prognosi. Seria la contusione al polso. Acquisito un video postato nell'immediatezza sui social, va appurata anche la presenza di giovani che forse non erano lì per caso. C'erano ragazzi, per lo più stranieri, lì intorno a lei a mo' di cerchio per vedere quello che stava accadendo, incitandola al menarsi insomma e guardando la scena senza intervenire. Ma ragazzi del Nightingale o accorsi anche da altri? Ragazzi di altri istituti, non solo del Nightingale, anzi soprattutto di altri istituti. Quindi probabilmente c'era davvero un appuntamento. Esattamente. Era qualcosa che già si sapeva, già loro sapevano, infatti sono venuti qua davanti proprio per vedere la scena e la rissa. Le aveva dato appuntamento al palazzetto, riferiscono alcune ragazze, facendo intendere anche loro che la storia si trascinava almeno da qualche giorno. Resta il fatto che la vittima non se la sentirebbe di rientrare in classe perché è ancora scossa e ricoperta di graffi. So che la ragazza è stata male, sta a casa e basta, solo questo. Mi dispiace molto. Perché la scuola è un ambiente in cui i ragazzi crescono, non solo fisicamente, ma anche moralmente, civilmente. Ce ne sono alcuni che hanno difficoltà in questo. Secondo me questo è un caso isolato. Io in tanti anni che lavoro in questa scuola non avevo mai sentito una cosa del genere. Mai vista una cosa del genere, quindi secondo me è un caso isolato che va considerato come tale, basta. Lo stesso sindaco Stefano Marcon in mattinata ha voluto incontrare la preside. È un atto da condannare con fermezza, non bisogna, non si possono tollerare baruffe, chiamiamole così, fra ragazzi minorenni. Dell'episodio alcuni docenti hanno parlato anche in classe, gli stessi studenti dell'ultimo anno maggiorenni sono i primi a esserne stupiti. Io sono in questa scuola dall'anno scorso e sinceramente non avevo mai sentito altri tipi di aggressione. In questa scuola non è per nulla comune e non è neanche... Certo, si rimane stupiti davanti a certe cose.